l'8 agosto avete chiesto lo stato di emergenza, ci sono novità? Beh, noi abbiamo dichiarato lo stato di calamità il 24 luglio, l'8 agosto siamo stati la prima regione, forse ancora l'unica, ad aver chiesto lo stato di emergenza. C'è un ottimo rapporto con il governo, con il ministro Lollobrigida, è chiara l'emergenza e spero che venga dichiarato quanto prima per poter dare una mano dei pescatori che rappresentano il 39% della produzione nazionale di vongole e con 52.000 quintali all'anno e che quest'anno avrà un dato negativo, sarà meno 80, meno 90% di produzione perché se li mangia tutti il granchio blu. Dicevo, c'è il problema dello smaltimento. È un problema grosso perché al di là della piccola quantità che può andare per il consumo umano, il resto deve essere smaltito. Si consideri che sono state fondamentalmente dall'inizio anno ad oggi catturati circa 450 tonnellate di granchio blu e quindi l'idea della biodigestione, di portarli nei biodigestori è assolutamente vincente e cercheremo di autorizzare questa attività. Un'attività che va remunerata anche. Ah sì, perché i pescatori oggi chiuderanno il loro bilancio delle 52.000 tonnellate di vongole veraci, si pensi solo che quest'anno si segnerà un meno 80, meno 90% e quindi si ritrovano a pescare loro malgrado un granchio blu che vorrebbero non vedere e non solo non pescare. C'è anche la previsione di ammortizzatori sociali per loro? Se riusciamo ad avere la dichiarazione dello stato di emergenza, che è esattamente quella che ha chiesto il Veneto l'8 di agosto, noi possiamo avere tutta una serie di misure per gli imbarcati, gli ammortizzatori sociali, aiuti, deroghe nei pagamenti e cercare di fare questa azione di accompagnamento finché la situazione torna a ristabilizzarsi. Certo è che siamo molto preoccupati. In tanti parlano di opportunità di questo granchio blu, ma così non è la nostra eccellenza. Ma guardi, senza voler andare a pescarlo, ma semplicemente in maniera fortuita, trovandoselo nelle reti, è stato pescato un quantitativo di 450 tonnellate, destinate al consumo umano 150, il che la dice lunga su quanto sia invasivo e quanto poco sia utilizzabile poi. Buon lavoro.